essere gentile e offrirgli qualcosa, gli cucinò un uovo alla coque. Pensa alla magia di avere fra le mani un uovo e poi aprirlo, gli diceva con il mento appoggiato sulla tavola mentre li osservava. Oh, ma perché non me l'hai fatto fritto? Non c'è nessuna magia nell'uovo fritto, Solo nell'uovo alla coque? Il vicino lasciava che il figlio ogni mattina scalasse il muro e lei gli lasciava la finestra aperta. Compariva in casa all'improvviso e si agguantava da qualche parte come un animaletto selvatico. Spesso era il piccolino a vederlo per prima e lo accoglieva con gesti festosi e grandi sorrisi. Ormai la madre e il figlio erano attirati dal muro e i loro sguardi erano sempre lì che si concentravano, nell'attesa che lo strano vicino saltasse fuori all'improvviso dall'infogliame fitto. La sera tardi il padre lo chiamava dal giardino e ringraziava per l'ospitalità e faceva un po' di feste al suo piccolo che tendeva le manine e si allungava verso di lui. Domani andiamo al mare? Le chiedeva il bambino. E non espanderti a macchia d'olio, lo rimproverava il padre. Lui si espande a macchia d'olio se mi si dà troppa retta. Li porterei al mare i bambini, in qualche bel posto, verso Villa Simius o verso Chia, soltanto che non guido. Ma una volta pensò che potevano andare con la corriera. Prima non le era venuto in mente che si poteva andare con la corriera. Se il cielo era limpido, scendevano a prenderla in piazza Matteotti e lì c'erano persone che venivano da tutto il mondo, e senegalesi, pakistani, indiani, nordafricani, cinesi e soltanto loro tre erano bianchi e parlavano l'italiano. Lei si chiedeva se fossero tristi, tutti quei poveretti, e volessero morire, perché magari nel loro paese avevano studiato e venivano da noi a cercare di vendere qualcosa. E chissà che nostalgia di casa, e che senso di estranietà, e quante umiliazioni. Eppure apparivano più contenti di lei. Ridevano per tutte le scemenze del figlio del vicino che non stava fermo un attimo, e vezzeggiavano il piccolino che si allungava verso di loro, e qualcuno lo prendeva in braccio e gli cantava qualcosa. Il piccolo mangiava i grissini e osservava muto le spiagge blu che fuggivano via. Ce n'era una dove scendevano sempre, perché aveva l'acqua così limpida e così celeste che veniva voglia di tuffarsi dalla corriera e volare dritti in acqua vestiti. E infatti il figlio del vicino faceva più o meno così: prendeva la rincorsa per i sentieri di sabbia fra la macchia e si buttava in mare vestito, e il piccolo rideva tantissimo. Il mio vecchino, gli diceva la mamma, il mio piccolo mutino saggio che ride di quel matto. Per riprendere la corriera salivano prima del tempo, perché lei voleva far conoscere le piante ai bambini. Ma il figlio del vicino scorazzava per i sentieri nella macchia e non gliene importava nulla della vegetazione. E allora si rivolgeva al suo piccolino. Questo è cisto, elicriso, lentischio, rosmarino, cardinfiore. Vero, mio piccolo scienziatello silenzioso?